Ore di fibrillazione per il capoluogo lagunare che rimane col fiato sospeso fino a domani per sapere se arriveranno i 41 milioni di euro dell'ormai ex decreto Salva Venezia. Il primo cittadino Giorgio Orsoni è volato a Roma per incontrare l'onorevole Del Rio e perorare la causa della città unica al mondo. Mi pare che gli impegni assunti dal sottosegretario Del Rio, insomma, in un colloquio che in queste ore il sindaco tra l'altro sta avendo a Roma, vada nella direzione che confermi ancora una volta la volontà, almeno politica, che questa operazione si compia. Due le strade che nel frattempo si sono aperte dopo la bocciatura al Senato, la prima il disegno di legge a proposta dei parlamentari del Partito Democratico che ha il vaglio della Commissione in sede deliberante e che aveva visto l'ostruzionismo di parlamentari del Movimento 5 Stelle. La seconda si apre grazie a Roma, la capitale si trova infatti nella stessa se non peggiore situazione di Venezia. Roma rischia il dissesto economico-finanziario, insomma, quindi di fatto la chiusura dell'ente. Domani al vaglio del Consiglio dei Ministri c'è infatti il decreto Salva Roma, all'interno del quale potrebbe esservi l'aggiunta della parolina Venezia, un'aggiunta non da poco. La citazione del capoluogo lagunare nel decreto romano fa bypassare tutte le lungaggini burocratiche, avrebbe una via preferenziale e assicurerebbe i soldi a Venezia. Salvare Roma però lascerebbe l'amaro in bocca, soprattutto dopo le dichiarazioni del sindaco Marino che parla di soldi che spettano a Roma e ai romani. Io sono d'accordo con Marino su questo fronte, ognuno i suoi soldi, questa è la vera autonomia e il vero federalismo e poi chi lavora di più, chi produce di più avrà di più, ovvio no questo. E non solo, per il governatore veneto non c'è neanche paragone con Venezia. Non mi sembrano argomentazioni quelle di dire salterà la santificazione di due papi, insomma, va bene che la disperazione fa brutti effetti, però dico anche che noi non possiamo permettere che si diano ancora 450 milioni di euro a una comunità, a un ente a causa della mala gestione. Da canto suo il sindaco di Venezia non si sbilancia, di rientro da Roma preferisce definirsi moderatamente ottimista. Tutto in stand-by anche tra i lavoratori che attendono domani pomeriggio riuniti in assemblea unitaria per decidere le prossime mosse.